Qualche anno fa, quando lavoro femminile non c'era, a Piazzola c'erano centinaia di lavoratrici impegnate in diversi settori, quindi Piazzola è cresciuta come una realtà importante dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista del lavoro femminile. Quindi sono stati antesignani di certi argomenti che adesso utilizziamo concretamente, quindi parità di diritti, parità di salari, parità di condizioni di lavoro. A Piazzola tutto questo si è svolto più di un secolo fa. Questo filo tra le mani, che è il titolo del libro, lega le generazioni che a Piazzola hanno lasciato alcune un segno, alcune sono passate magari inosservate, ma non è passato inosservato il loro ruolo, il loro lavoro. E oggi, attraverso questo premio riconoscimento alle donne qui presenti di Piazzola, vogliamo legare questa simbologia, questa unione nella storia della donna, nel tessuto della nostra comunità.